Aumentano i casi di infezione dal virus dell'HIV in Sardegna. Nella giornata oggi mondiale di lotta all'AIDS, la Lila denuncia la mancanza di politiche di prevenzione da parte delle istituzioni. Roberta Mocco. 61 nuove infezioni nel 2017, una tendenza in aumento rispetto ai 54 nuovi casi verificatisi nel 2016, dati diffusi dalla Lila nel giorno in cui ricorre la giornata mondiale della lotta all'AIDS. Le persone che stanno continuando a contagiare sono coloro che non sanno di avere l'HIV e che sono inconsapevoli, non lo fanno con intenzione, lo fanno perché non hanno mai fatto un test, non sanno di avere l'HIV e hanno rapporti non protetti. Secondo un questionario somministrato a 1551 studenti delle scuole superiori cagliaritane, un ragazzo su 2 dichiara di aver già avuto almeno un rapporto sessuale. Appena il 46% afferma di aver sempre usato il profilattico. Non c'è una strategia efficace e finanziata dalle istituzioni, la prevenzione è sulle spalle del volontariato, quindi i casi aumentano anche per questo motivo. 2 anni fa il governo ha varato un piano nazionale anti-AIDS che però è rimasto lettera morta. Esiste ormai da quasi 2 anni questo piano nazionale AIDS, non è ancora stato implementato in nessuna regione e a livello nazionale non si parla ancora di finanziamenti che possono garantire il funzionamento di tutte le strategie terapeutiche che oggi la scienza ci mette a disposizione per prevenire nuove infezioni da HIV. Quest'anno Lila Cagliari ha operato anche all'interno del penitenziario di Uta nell'ambito del progetto europeo IRIDE 2. Sono stati organizzati dei gruppi di informazione con i detenuti sulle modalità di trasmissione del virus e sulla possibilità di accedere alle terapie.